Nei gustai da pulsesa,
no pide que es amore, carani mia, goro da tu sei bella, me tu me sei Maria, goro da tu sei bella, no pide que es amore, carani mia. Tocca ancora il gallo, chiedi un mio nipote. Allora, e anche Muto sono stati presenti. Continuiamo adesso con il canto, o facciamo una pausa? Siete in forma ancora, vero? Certo, possiamo fare Saga Giuresa, Filognana, e se ve la sentite poi quello che volete. Voi sapete che tradizionalmente, anticamente si faceva anche i canti popolari della Gallura, di tempi particolari, Filognana, Graminatoggia, eccetera. Però oggi non le fanno quasi più questi canti, li faceva zio Francesco ed era uno dei tanti cavalli di battaglia di zio Francesco. La Graminatoggia, Filognana antica, addirittura era il canto delle donne che filavano la lana, erano canti femminili questi, poi sono stati inclusi nella gara, la gara era esclusivamente maschile. A proposito, ne approfitto, intanto facciamo respirare i nostri cantanti un secondo, dico qualcosa, un mio pensiero, una mia valutazione sul canto a chitarra maschile e femminile. Io li separerei sempre. Il canto a chitarra maschile è fatto per tenori, il tenore è una voce esclusivamente maschile. Le donne che cantano oggi nelle gare insieme agli uomini sono costrette a cantare in contralto, nella chiave di contralto, con la voce snaturata, perché loro dovrebbero cantare con una chitarra terzina addirittura, normalissima, e io farei cantare i soprani nel canto a chitarra. Vedete le voci femminili come escono cantando in maniera naturale, altro che mischiandole con le voci maschili. Io sono perfettamente contrario a far cantare insieme uomini e donne, non per una questione di, qualcuno potrebbe pensare perché sono maschile, no, per una questione di tessitura vocale. I tenori sono tenori, i soprani sono soprani, quindi hanno bisogno di suonare con due strumenti diversi addirittura. Invece le donne si devono adattare a cantare all'ottava bassa addirittura. Vabbè, questo è il mio modo di pensare. Insomma, purtroppo non si capisce
perché abbiamo tanta cultura musicale ad orecchio noi, però se avessimo una cultura musicale scolastica e teorica non sarebbe male anche su queste cose, perché far cantare per 2 ore, 2 ore e mezza una donna con la voce all'ottava bassa è snaturarla totalmente. Io ho provato a far cantare una Desisperada a una donna con la chitarra normale, con la terzina, ma è tutt'altra cosa sinceramente. Va bene, ogni tanto io mi libero un po' di qualcosa. Allora continuiamo con la Tempiesina, il canto valorese e la Filognana. Poi facciamo una breve pausa e inseriamo subito dopo, anzi facciamo anche siamo rimasti d'accordo per fare Sabiaghesa, vero? Sì, e dopo Sabiaghesa facciamo la Desisperada, come non si fa più, anticamente si faceva proprio in quei momenti. Poi invece sono stati introdotti tanti altri canti nuovi che poi vedremo più avanti, eccetera. Oggi noi accontentiamo un sogno che era stato di Zio Francesco sino agli anni 60, ma non gliel'hanno mai permesso. Cantare la Desisperada a metà gara, quando la voce sta iniziando a essere calda e la gente è ancora paziente in piazza. Ecco, questo era il motivo. Va bene, buon proseguimento con Saga Piurese.
Canta